Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, non ha ancora completato il rimpasto della giunta. Si attende la nomina di due nuovi assessori. La legge approvata dall'Arse nei giorni scorsi modifica lo schema e prevede che nei comuni da 10.000 a 30.000 abitanti ci possano essere 5 assessori. Grazie alla nuova norma regionale ci sono dunque altri due posti vacanti da assegnare a Porto Empedocle. E mentre in città impazza il totonomine dopo il valzer di espulsi dispersi sul campo e nuovi acquisti, il primo cittadino pentastellato ha ridistribuito le deleghe ai titolari. All'assessore importato dalla vicina Casteltermini Giovanni Petix è stato affidato il compito di sovraintendere territorio e ambiente, lavori pubblici, urbanistica, edilizia popolare e scolastica, servizi cimiteriali, igiene e sanità, politiche energetiche, nuove tecnologie, porto, portualità e pesca. A Salvatore Di Betta politiche giovanili, ma anche formazione, comunicazione stampa, protezione civile, turismo e spettacolo. Al veterano Salvatore Urso, ultimo pezzo rimasto della prima giunta, bilancio, patrimonio, tributi, contenzioso personale, sport, sviluppo, trasparenza e legalità. La scottante delega ai rifiuti è mantenuta ad interim dal sindaco Ida Carmina.